Parte oggi il tour di 9 operatori stranieri che verranno a visitare il Veneto in maniera originale. Il progetto è un progetto della Confagionato Imprese Veneto insieme a Viva Venezia, il partner che aiuterà il portale Discovery Artigianato ad essere raggiunto dal mondo del turismo, degli operatori ma anche dei turisti, per venire a visitare il Veneto, non solo quello nascosto di percorsi alternativi ma anche quello delle imprese. Infatti ci sono 23 imprese in questo progetto che apriranno i loro battenti e in 5 giorni faranno fare delle esperienze originali a 9 tour operator, i quali poi promuoveranno queste iniziative all'interno dei loro pacchetti turistici nei paesi della Repubblica Ceca, Spagna, Danimarca, Stati Uniti, Russia. Comincerei con questa parola magica, il toccare. Cosa stiamo andando a proporre? Non più soltanto vedere, ma partecipare in un'esperienza unica e scoprire un territorio attraverso il suo artigianato, perché abbiamo perso il rapporto, siamo tanti diventati molto intellettuali, invece il saper fare, da dove arriviamo, come facciamo i nostri prodotti e la passione dietro queste persone qua. Entrando in una bottega di un artigiano si va a scoprire un altro tipo di storia. Ci sono tante storie, no? In ogni territorio c'è la storia ufficiale che viene a scuola e poi c'è la storia vera, quelle delle persone che fanno. Quindi questo Educ Tour cosa ci porterà? Ad entrare nelle botteghe, a fare dei corsi, dei mini corsi, ad andare a visitare anche musei. Sarà un'offerta veramente completa, culturale a 360 gradi, che ci permetterà veramente di entrare nel cuore del Veneto e permettere di dimostrare che l'artigianato ha tutto il suo spazio nel settore turistico. Sì, non solo lo spazio, forse l'artigianato, le botteghe possono diventare il grimandello per spiegare e promuovere un territorio che in realtà i turisti stranieri spesso snobbano perché c'è troppo da vedere nelle grandi città venete. Assolutamente, abbiamo proprio un operatore oggi che ci ha detto: ma noi Venezia sì, ma non sapevamo che c'erano tutte queste altre cose da fare e che c'è anche il Veneto da scoprire. Quindi è ovvio che hanno voglia di un altro turismo, non stiamo più parlando di turismo di massa, il turismo è cambiato, la gente vuole veramente fare delle esperienze e dell'emozione e non è il human to human, stiamo mostrando la passione di qualcuno che fa alla passione che uno ha per scoprire un territorio. Facciamo veramente incontrare queste due HH. C'è molto da fare in formazione, perché è ovvio che avvicinare l'artigiano al mondo dell'e-commerce non è facile, però passo a passo. Noi adesso stiamo gestendo molto ovviamente della sua offerta online, in modo che per lui sia semplice, e poi poco a poco sarà anche insegnato a come gestire la vendita immediata e varie cose. Quindi quello è veramente fondamentale. Noi si parlava già di turismo, credo 10 anni fa, con l'idea appunto di avere un nostro portale, poi il portale è partito, all'inizio come sempre in sordina, magari con qualche anche diffidenza, poi devo essere grato a chi ha saputo promuoverlo e qui gli uffici nostri si sono attivati con le diverse realtà nostre provinciali anche per proprio presentarlo fisicamente e far capire l'opportunità che questo strumento poteva dare. Devo dire che in questo ultimo anno i numeri sono stati di grande crescita in parecchie province, ci sono altre che devono ancora svilupparsi. Abbiamo voluto però aggregare a questo appunto l'opportunità di dividere questa esperienza con un'altra realtà importante e quindi come sempre la dimostrazione che fare rete in ogni ambito può avere dei grandissimi successi. Magari per qualcuno pare quasi fuori luogo, no, pensare all'artigianato e al turismo, assolutamente no, perché ci sono imprese storiche, quindi c'è l'artigianato artistico, l'artigianato tradizionale, poi c'è tutto il settore agroalimentare che fa prodotti straordinari, assolutamente made in Veneto in questo caso, che debbono essere assolutamente promossi. Per poter fare questo, ecco la cosa innovativa, è che in questo percorso che il Discovery
coadiuvato anche dei tour operator, potranno visitare le imprese e andare, tra virgolette, a toccare con mano quella che è la realtà produttiva. Tutto questo poi nell'ambito di una nuova legge regionale sul turismo che in realtà queste cose le valorizza. In questi anni che frequento l'ambito della Confartigianato, in circa 20 anni mi pare di aver visto 4 leggi regionali nascere all'interno della Regione Veneto. Posso dire che questa legge 11 ereditata dalla nuova governance regionale, sia quella che è riuscita a mixare, probabilmente anche date le carenze economiche, quelle che dovrebbero essere le vere esigenze e quindi dare delle risposte concrete al turismo, costituendo questi enti gestori, i famosi DMO, che nascono evidentemente all'interno delle province, io le chiamo ancora così, via via si stanno diffondendo, e la cosa interessante è che deve esserci il mix al 50% tra il pubblico ed il privato. È lì la cosa straordinaria, perché altrimenti prima si demandava esclusivamente ad un ente, magari provincia, che sviluppava gli uffici IAT con un numero di personale magari talvolta elevato, con dei costi poi talvolta purtroppo troppo elevati, magari con siti in posizioni non strategiche, e di conseguenza gli effetti poi non sono stati così straordinari in termini di informazione. Il progetto è molto bello perché l'obiettivo nostro è dare emozione al turista, quindi si parte da una dimora storica classica con la visita normale fino ad approvare appunto all'azienda artigiana, dove con la manualità, nel mio caso enogastronomica, quindi faremo vedere anche la produzione di come si fanno i cibi, offriremo all'ospite quell'emozione che è unica da parte. Villa Godima all'Inverni è una delle attrazioni ed è sede della vostra attività imprenditoriale, che è un ristorante, il Torchio, poi anche Villa Fabris, che invece è un luogo storico come contenitore, ma che contiene il restauro. Sì, Villa Fabris è una villa del Settecento in centro a Thiene, e dentro c'è la scuola di mestieri, il centro europeo di restauro, quindi faremo vedere agli ospiti il restauro dalla parte del legno, dalla parte del ferro, della pietra, del marmo, degli stucchi, quindi l'ospite fisicamente potrà anche tentare, e divertendosi in questo, di restaurare qualche finto pezzo in questo caso. Però c'è tanto da fare, qui torna il presidente di categoria, per far crescere le imprese, perché ce ne sono migliaia dietro di voi che con un piccolo aiuto possono diventare un'opportunità anche per il turismo. Sì, parliamoci chiaro, sta parlando di business, quindi quello che noi offriamo alle aziende artigiane è un'altra occasione appunto di far soldi, di fare business. Alcune sono già pronte e sono già in rete, altre dovremo noi dargli una mano per aprire un nuovo orizzonte. Non è difficilissimo, ci vorrà un po' di impegno, un minimo di investimento, però si apre un canale fantastico. In un momento di crisi oggettivamente è un'occasione unica, lo dico a tutti i nostri soci. Siamo alle porte dell'Atelier Nicolao, la prima delle 23 imprese artigiane che apriranno i loro laboratori a questi 9 operatori turistici, che verranno accompagnati dallo staff di Confregionato Imprese Veneto e Veneto Venezia in questo tour esperienziale che coinvolge l'artigianato veneto. Siamo in un laboratorio di tessuti, ma non solo, è un pezzo di storia di Venezia, come sono pezzi di storia di tutto il Veneto, le 23 imprese che verranno visitate in questi 5 giorni. È un progetto, quello della Confartigianato che parte oggi, che apre le porte a un turismo diverso, cerca di coinvolgere un territorio che spesso non è conosciuto perché offuscato dalla bellezza delle città d'arte come Venezia, Vicenza, Verona, ma che ha molto da offrire, e le imprese artigiane possono essere quel grimandello che portano i turisti a fare esperienze non solo di visita, ma anche per toccare gli oggetti, saperli lavorare e fare esperienze quasi da laboratori artigianali.